e noi in questo momento stiamo approfittando per poter capire quali sono le soluzioni strutturali da poter mettere in campo nel caso dovessero ripetersi eventi come quello. E la criticità che noi patiamo a Castelfranco Veneto, l'abbiamo vista con l'Avenale, è a sud, a valle della cassa di espansione e a monte di Castelfranco. Archiviata la terza allerta maltempo, è l'ora di un monitoraggio attento e puntiglioso a Castelfranco e dintorni, dove se da un lato il sistema dei bacini su Avenale e Muson dei Sassi ha funzionato, evitando l'apocalisse per citare lo stesso Marcon, dall'altro c'è bisogno di adottare nuovi accorgimenti. Bisogna lavorare su dettagli e quindi magari ragionare con gli enti sovraordinati per alcune opere minori, possiamo definirle, oppure accompagnatorie rispetto a quelle già realizzate, ci diano la certezza di non patire più alluvioni a Castelfranco Veneto, che abbiamo visto che quando va sott'acqua a Piazza Giorgione è drammatica la questione. Chiaro che per farlo servono risorse e non tagli, come quelli prospettati agli enti locali anche di recente da parte del governo. Se tu tagli i servizi e tagli la possibilità di intervenire a fare opere che servono nello sviluppo del territorio. Altro aspetto, la prevenzione, che in queste settimane è stata fatta anche con i sacchi di sabbia riempiti da tanti volontari, sacchi che vanno tenuti. La gente, se vuole conservarsi i sacchi, li mette a casa in un luogo asciutto, li copre con un voltello nero che non prenda luce e le durano sicuramente minimo un anno e mezzo, perché i sacchi sono biodegradabili e con la luce del sole nell'arco di 3 mesi sono da buttare. Quindi il suo consiglio è quello di conservarli? Secondo me chi ha lo spazio potrebbe farlo, anche perché, visto l'andamento, può essere che magari qualche volta succeda qualche caso eccezionale.